Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con a voi la linea per approfondire i temi del giorno. Partiamo in diretta da Udine, dove sono in arrivo 10 milioni di euro dal PNRR per la ristrutturazione dell'ex frigo di via Sabadini. Ad illustrarci il progetto vedo pronta Isabella Gregorato, che si trova sul posto assieme al sindaco Pietro Fontanini. A voi la linea. Via Sabadini a Udine, alle mie spalle la struttura dell'ex frigo, una struttura che è ferma da almeno una cinquantina d'anni. Da tanto tempo gli udinesi si chiedono quale potrà essere il suo futuro. L'amministrazione comunale ha individuato una possibilità, ossia ospitare praticamente i reperti che vengono utilizzati al Museo di Storia Naturale del Comune di Udine. Adesso c'è una novità, sono arrivati 10 milioni di euro, arriveranno comunque la cifra, l'importo è sicuro, attraverso il PNRR per la sua sistemazione. Ne parliamo con il sindaco di Udine, Pietro Fontanini. Finalmente respirate, potete portare a termine quest'area. Eh sì, è un grosso investimento, grazie al governo. Avevamo già presentato il progetto, in primo momento era stato ammesso il progetto ma non era finanziato, invece con un decreto del 4 aprile, quindi pochi giorni fa, il governo ci ha assicurato 10 milioni per il recupero dell'ex frigorifero, quindi siamo contenti perché questo edificio che ormai è qui da tanti anni disabitato, non utilizzato, verrà reso funzionale in pratica al Museo di Storia Naturale che si trova nel retro in pratica di questa struttura. L'edificio è tutelato dalla sovrintendenza, quindi fa parte dell'archeologia industriale e quindi dovremo progettare in sintonia con quali sono le esigenze della sovrintendenza, però siamo contenti perché recuperiamo un edificio che diventerà una cosa importante anche per il Museo di Storia Naturale. Anche perché tutti i reperti del Museo di Storia Naturale, o perlomeno tanti reperti, sono custoditi da anni in un magazzino e in questo modo saranno collocati in un altro magazzino, ma un magazzino che è vicino alla sede espositiva. Sì, attaccato alla sede espositiva noi abbiamo effettivamente tantissimi reperti, sono in pratica tantissimi animali, perché Udine veramente ha una collezione molto importante per quanto riguarda la storia naturale e quindi è bene avere a disposizione vicino al Museo di Storia Naturale questi reperti e quindi diventerà un luogo molto importante anche per i visitatori, per chi studia un po' la natura, avere a disposizione questo patrimonio che è veramente molto grande. Ecco, tra l'altro al di là del recinto vediamo che si stanno facendo dei lavori anche all'interno, praticamente nel giardino. Sì, stiamo costruendo in pratica il nuovo Museo di Storia Naturale. Abbiamo già realizzato un primo lotto, adesso siamo nel secondo e nel terzo lotto, quindi i lavori procedono e quindi tra poco saranno pronti gli spazi per il museo e subito dopo inizieremo anche col recupero dell'ex frigorifero per fare il magazzino al museo. Si può già ipotizzare tempi? Ma i tempi senz'altro dobbiamo completare tutto entro il 2026 perché questo lo impone il finanziamento del PNRR e quindi quella sarà la data senz'altro di ultimazione. Bene, ringrazio il sindaco di Udine Pietro Fontanini e qui dall'area ex frigo in via Sabadini a Udine è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie alla nostra Isabella Gregorato per questo collegamento in diretta da Udine. Ora ci spostiamo a Pordenone, dove questa mattina si è davvero sfiorata una tragedia. Si è ribaltato un camion gru che operava in un cantiere edile residenziale. Ci dovrebbe aggiornare, tra poco dovrebbe essere pronto ed è del luogo proprio dell'incidente il nostro Daniele Micheluz, che ha raccolto in questa mattinata anche le testimonianze proprio sul posto dell'incidente. Allora vediamo se è pronto il nostro Daniele Micheluz da Pordenone.
Buongiorno da Pordenone, da via Planton. Come vi abbiamo raccontato nelle precedenti edizioni del telegiornale, questa mattina attorno alle 9:30 un camion gru è caduto qui, il camion gru che serve per smontare la gru edile che stava ultimando questo cantiere appunto in questa zona residenziale per la costruzione di alcuni condomini. Per cause ancora da accertare il camion gru si è sbilanciato ed è caduto finendo con il braccio addosso a una prima casa e poi con il braccio della gru che si è staccato addosso a una seconda casa e a una recinzione. Miracolosamente nessuno è rimasto ferito. C'erano degli operai che stavano lavorando sul camion gru, un operaio che era nella cabina e un altro che era attaccato al braccio del camion gru. Nessuno si è fatto male, tutti e due però, insomma, soprattutto quello in cabina sotto shock. È arrivato anche il 118, lo ha visitato, sta comunque bene, nessun altro si è fatto male, anche se c'è stata tanta paura. Sul posto è arrivato anche il PM Federico Facchin, il cantiere è posto sotto sequestro, arrivati anche i vigili del fuoco, la polizia locale e i carabinieri. Noi abbiamo raccolto anche delle testimonianze sia da parte dei vigili del fuoco che di alcuni residenti che hanno assistito alla scena o anche che sono proprietari delle case che sono state interessate dal fatto. La strada è stata chiusa, le operazioni saranno sicuramente lunghe, allora vi lascio con le interviste che abbiamo raccolto. La nostra opera per la messa in sicurezza del luogo consiste semplicemente in questo momento e fortunatamente solo nella rimozione con l'ausilio della ditta della parte, diciamo, di contrappeso della gru e diciamo, il recupero di tutti i liquidi della gru che sono l'olio idraulico e il gasolio. Sostanzialmente questo, perché per il resto è andato tutto bene e diciamo, non ci sono altri elementi pericolosi, diciamo. Le operazioni però insomma non saranno semplici. Diciamo che saranno lunghe, ecco. Poi le effettueremo di concerto con l'azienda che fornisce la gru e tutto il necessario per operare in sicurezza, ecco. È andata bene? Molto, devo dire la verità, molto. A parte la paura dei titolari, dell'autista e di quelli che operavano sulla gru, è sostanzialmente andata molto bene, ecco. Stamattina ero qua in giardino, che camminavo e ho sentito questo gran rumore. Siccome c'era un camion qua davanti da stamattina, ho detto sarà successo qualcosa al camion. Allora giro intorno così per vedere e ho visto tutto quel braccio, vede, lungo di là, caduto sul giardino, rotto alberi e tutto qua, e questo pezzo qua davanti. Quindi non so neanche, non ho visto, diciamo così, cosa è successo in diretta, diciamo, ecco. Si è trovata però un pezzo di gru in casa? In giardino, questa è stata una cosa tremenda, E poi si pensa sempre al peggio e si dice anche che nel male non è andata neanche tanto male, ecco. Questo è quello che posso dire. Allora lei è un residente qui e ha visto la scena in diretta? Sì, è incuriosito da vedere come la tiravano giù il braccio, perché spazio non ce n'è, e incuriosito. Sono stato lì a guardare fin quando ho visto cosa hanno fatto. E cosa è successo? E come è caduta? E come è successo? È successo che la stavano calando e da basso la stavano girando per posizionarla in strada, e come hanno cominciato a girarla, la gru che l'aveva sospesa ha perso l'equilibrio, c'è la portata del peso e si è ribaltata tutto lì. Ha avuto un colpo incredibile? Sì, è andata bene perché case, fortunatamente è caduta in mezzo a due case, e se c'era gente dentro e cadeva sopra le case, tutto per la premura, tutto per l'urgenza di fare i lavori, non va bene. Abito qui in zona. Visto che hanno costruito la casa e sinceramente da quello che ho visto hanno sempre tenuto le cose in sicurezza senza nessun problema, non c'è mai stato nessun problema proprio, assolutamente. È una strada insomma un po' trafficata ogni tanto questa. Esatto, adesso poi che hanno fatto la rotonda è molto trafficata perché taglia dentro, no? È un po' strettina, devo dire la verità. Per me sarebbe una strada da senso unico, comunque insomma una fortuna che non ci sia passato sotto nessuno. Guardi, una fortuna è da portare, un cero grosso come un pilone, veramente, anche per gli operai che lavoravano. E da ringraziare il Signore che non sia successo niente. E noi facciamo una piccola pausa per la pubblicità, ci rivediamo tra poco, da voi la linea.
Bentornati in diretta a Da Voi la Linea, ci colleghiamo nuovamente in diretta con la nostra Isabella Gregoratto da Udine per parlare anche del tesoretto del comune, immagino. A te la linea. Bene, grazie Alexis. Ecco, quindi dalla zona ex frigo siamo ritornati qui a Palazzo d'Aronco perché si è conclusa questa riunione straordinaria di giunta, proprio per affrontare la questione dell'avanzo di bilancio di 10 milioni di euro. Siamo con l'assessore al bilancio Francesca Laudicina. Che cosa è emerso dall'incontro di oggi? Sì, oggi in giunta abbiamo approvato il rendiconto, quindi il conto consuntivo del 2021, quindi abbiamo determinato il risultato di amministrazione che è circa 79 milioni di euro e quindi anche, tolta la parte vincolata, tolta la parte accantonata, anche quanto è l'avanzo disponibile, ovvero quindi questi famosi 10 milioni di euro. Ma è un avanzo da record questo tesoretto? Allora, diciamo che mette in evidenza quanti sono sani i conti del Comune di Udine. Non è un avanzo da record, è in linea con quella che era, diciamo, l'attività pre-Covid. L'anno scorso invece avevamo avuto un avanzo dimezzato. Quest'anno insomma siamo tornati a livelli praticamente normali. È una buona notizia, nel senso che comunque insomma è un avanzo che sarà utilizzato naturalmente sempre a beneficio della cittadinanza e quindi degli abitanti del Comune di Udine, naturalmente seguendo anche i vincoli però che la norma prevede, quindi è un avanzo che verrà utilizzato soprattutto per opere pubbliche, per investimenti e in caso di partite straordinarie anche per quanto riguarda la spesa corrente. Però nell'incontro di oggi non avete ancora stabilito qua la priorità delle opere, no? Perché è questo che i cittadini vogliono sapere. I cittadini e anche i miei colleghi assessori che sono in pieno fermento e mi tirano per la giacchetta. Naturalmente adesso c'è un gruppo di lavoro che è il gruppo di lavoro poi che lavora da quando sono iniziati gli investimenti col PNRR e si tratterà di valutare le priorità, ma questo si può fare solamente appunto con i dirigenti degli uffici, non solamente sulla base di quello che desideriamo, dei desiderati degli assessori. Quindi pensiamo che se non è per la fine di questa settimana, per l'inizio della prossima, di avere l'elenco comunque completo delle opere che verranno finanziate con avanzo. Si vedrà anche eventualmente di modificare le fonti di finanziamento, visto che adesso abbiamo delle fonti nostre, magari quello che magari veniva finanziato con mutuo adesso potrebbe essere invece finanziato con l'avanzo, in modo tale così da non pesare con l'indebitamento sui conti del comune. Sì, quindi non dovrete pagare interessi per spendere. Esatto, quindi di solito magari si inizia con il bilancio di previsione, no? A gennaio si stabilisce di finanziare qualcosa con il mutuo e poi invece quando appunto si determina l'avanzo, che di solito è sempre appunto a inizio primavera così, si vede cosa può essere eventualmente finanziato con fondi propri. Bene, ringraziamo l'assessore al bilancio del Comune di Udine Francesca Laudicina e qui da Palazzo d'Aronco è tutto, linea allo studio. Isabella per questo collegamento in diretta da Udine. Ora parliamo della grande festa dei tifosi dell'Udinese che ieri hanno raggiunto Venezia per il derby tra i lagunari e i bianconeri, che è stata per loro una trasferta memorabile. Telefriuli ha vissuto con loro le emozioni della vittoria con l'Udinese Club San Daniele 33-038. Ora riviviamo alcuni momenti della giornata proprio nel prossimo servizio. In pullman, in treno, in auto, in quasi 2000 ieri hanno voluto esserci a Venezia per il primo grande esodo post-Covid di tifosi friulani. E le aspettative, anche per gli scaramantici che non hanno voluto azzardare pronostici, erano alte per questa sfida a salvezza tra Venezia e Udinese. La giornata sì è splendida e questa è una fortuna, perché con tutta questa gente sarebbe stato un peccato non avere una bella giornata. Promette bene, il campo lo dirà. Non dico niente, è meglio non dire niente prima. Lo proviamo a dire noi cosa promette il campo? È meglio, anche io come Marco, preferisco evitare di fare pronostici, non porta mai bene. Sicuramente, guarda, la giornata è bella, siamo in compagnia e questa è una cosa veramente importante. Dopo tanto tempo riuscire a ritrovarci tutti quanti qua assieme, stare bene, è bello, già ci soddisfa. Simone, lo faccio dire a te allora, manca solo la vittoria. No, e allora pronostici no, come abbiamo ricordi brutti di pronostici fatti da me, no, io dico solo, la giornata stupenda, quello sì, dico solo che abbiamo una squadra, l'Udinese ultimamente, che sta giocando veramente bene, lotta, grinta, gioca bene, dico di vedere una bella partita, non è una passeggiata oggi perché anche se affrontiamo la terz'ultima,
comunque spero nella continuità di un buon risultato e di una buona prestazione della squadra. Oggi andrà bene sicuramente, il sole, la bella giornata libera anche per me, dico, qua in trasferta finalmente, e volevo salutare chi non poteva venire oggi del direttivo, un saluto a Dimitri e tutti gli altri che non ci sono, e alla prossima, sicuramente col cuore sono qui con noi. Ecco. Sempre forza udinese, grazie. Come va oggi? Beh, oggi speriamo bene, intanto c'è una bella giornata di sole, questo è già importante, poi se viene anche il risultato tanto meglio, quindi è una trasferta numerosa, siamo in tantissimi, quindi dai, speriamo, ci sono tutti i buoni propositi per far bene. 40 minuti di viaggio in traghetto per raggiungere il Penzo, con il tifo che si accendeva sempre più in un crescendo di euforia. Deulofeu Henri Becao, alla fine la festa è stata bianconera, e che festa! Speriamo di vincere, dai, sono fiducioso. Vinciamo 3-0, facile. È festa grande. Grande Venezia è nostro! Il derby è nostro! È nostro, alla fine abbiamo un'emozione incredibile! Forza Udinese! Un giorno all'improvviso! Dai, è andata molto bene, dai. Peccato per quei 10 minuti quasi verso la fine partita che abbiamo un po' mollato, ma ci siamo rifatti subito, dai. Ne abbiamo viste di più belle, però l'importante era portare a casa i 3 punti. No, sicuramente è stato importante, l'importante era portare a casa i 3 punti, questo è importante, poi da Venezia ancora più belli, no? Una vittoria molto sofferta ma alla fine meritata, potevamo chiuderla prima ma l'importante è averla portata a casa. 3 punti fondamentali, così adesso affrontiamo una Pasqua serena e speriamo anche con l'Empoli di continuare a lungo in classifica. E la voce c'è ancora nonostante abbiate tifato dall'inizio alla fine? Assolutamente sì, sempre forza udinese, sempre fuori tutta la voce e sempre forza ragazzi, ci hanno regalato una grande vittoria. Benissimo. Anche per noi finalmente, in trasferta a Venezia da anni mancava. La partita come l'ha vissuta? Bene, molto bene, dalla Svizzera poi arriviamo. Dalla Svizzera quando siete partiti? Siamo partiti venerdì noi, abbiamo fatto weekend a Udine, poi siamo tornati indietro, siamo fermati qua con mio figlio. Sempre insieme a te, siamo sempre al tuo fianco e mai ti lasceremo. Futuro di tornare in Europa, no? È un po' tardi, però il prossimo anno ci si pensa. Il prossimo anno ci pensiamo, sì, e speriamo che vada bene. E intanto ci si gode la vittoria. Esatto. E abbiamo ritrovato tifosi del club di San Daniele, 33-038, la volevamo, è arrivata la vittoria. È andata benissimo, è stata una super partita, abbiamo sofferto un momento, ma comunque meritata. Che sapore ha vincere così al 94esimo? È una gran bella giornata, un grande club, bella trasferta, bella gente, tutti tranquilli, quindi direi che siamo sempre solo noi friulani. Brava gente! E con queste immagini di festa chiudiamo a voi la linea, ma vi ricordo che l'informazione ritornerà in diretta alle 16:30. Buona giornata.